Sulla vicenda del dissalatore di Porto Empedocle si è svolto un incontro in prefettura tra il prefetto Caccamo, presente l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Giuseppe Picone e anche la parlamentare empedoclina ed ex sindaco Ida Carmina. Quello che più colpisce è che la stessa prefettura chiarisce che il dissalatore mobile di Porto Empedocle non sarà operativo entro l'estate 2025. Intanto domani è previsto un consiglio comunale straordinario, seguito anche su spinta del Comitato Spontaneo Mare Nostrum, che un mese fa sollevò le varie criticità dell'opera. La speranza dei componenti dell'associazione civica empedoclina è quella che il consiglio comunale di Porto Empedocle assume un impegno preciso per la fase 2 con lo smontaggio dei moduli provvisori, il ripristino dei luoghi secondo la loro destinazione e che il dissalatore venga realizzato dove era la prima zona ASI. Ritornando all'incontro in prefettura, è stato comunque proficuo, quantomeno per avere chiarito molti dubbi grazie alla presenza degli enti preposti e coinvolti, il commissario per l'emergenza idrica nazionale dell'acqua, Sicilacque, l'autorità di sistema portuale, la capitaneria di porto, l'assessore di Porto Empedocle. È stato possibile ottenere risposte concrete sul nascente dissalatore e sul revamping del vecchio impianto in zona ASI, che dovrebbe essere la soluzione definitiva. Particolare attenzione è stata posta anche sul tema delicato dello scarico della Salamoia, che contrariamente a quanto qualcuno sembra voler minimizzare, non è semplice sale che si scioglie in mare, ma contiene agenti chimici inquinanti con potenziali ripercussioni sulla salute umana e sull'ecosistema marino già minacciato dall'aumento della salinità. In risposta alle obiezioni è stato assicurato che verrà effettuato un monitoraggio continuo da parte degli organi istituzionali preposti con la collaborazione dell'Università di Palermo, le facoltà di ingegneria e di agraria. Verranno pubblicati report istantanei e settimanali sul grado di salinità. Altra vicenda attenzionata in prefettura è stata la questione dei danni all'attività commerciale empedoclina causati dalle tubazioni che hanno sventrato le strade del centro, creato gravi disagi alla viabilità nel periodo estivo di massima attività turistica, ricevendo un'apertura da parte del commissario dell'acqua in merito a eventuali ristori. Dell'incontro è emerso ovviamente un dato certo: il dissalatore mobile di Porto Empedocle non sarà operativo entro l'estate in corso, contrariamente a quanto dichiarato frettolosamente dal governo Schifani. Non garantirà i 96 litri al secondo promessi, né contribuirà a risolvere l'emergenza idrica per il territorio agrigentino in questo periodo. Infine, per quanto riguarda il revamping del dissalatore fisso nell'area ASI previsto nella seconda fase, è stato assicurato che il progetto prosegue, le risorse finanziarie sono disponibili e le procedure dovrebbero concludersi entro fine anno con l'acquisizione dei pareri del nulla osta tramite una conferenza di servizi per poi dare inizio ai lavori.